No era una cosa que como que teníamos la opción de hacer o no hacerla e noi dobbiamo di farla. Non c'erano opzioni, andava salvata, lo dice con naturalezza Matteo, 19enne della Bolivia, che la notte tra giovedì e venerdì insieme al fratello Paolo ed altri 2 coinquilini è riuscito a salvare dalle acque del Bacchiglione una 34enne padovana che aveva tentato il suicidio. Un gesto di coraggio e di grande altruismo premiato dal riconoscimento ricevuto dal questore di Padova. Elogio del questore a Rino Nicola Sandrade per avere nella notte del 25 ottobre a Padova presso il ponte scaricatore concorso al salvataggio di una giovane donna caduta nelle acque del fiume Bacchiglione, dando prova di altruismo, coraggio e senso civico. Complimenti Nicola. Abbiamo visto dove le stava portando la corrente del fiume e siamo scesi subito per andare. Non è una cosa che te la pensi molto in quella situazione, cioè semplicemente vuoi aiutarla e c'è qualcosa che ti spinge e lo fai. Non penso sia stata una roba che altre persone non avrebbero fatto, ma siamo state fortunate. Stavano tornando a casa quando sul ponte del Bassanello hanno visto e sentito una donna che chiedeva aiuto. Hanno cercato di raggiungerla chiedendo aiuto a loro volta ad un'auto che stava transitando sul lungargine scaricatore. A bordo alcuni coetanei che sono corsi ad aiutare. Decidiamo di scendere, di parcheggiare, andiamo a vedere, poi avevo anche una torcia, io in portatile, guardiamo in acqua, dicono si è buttata, vediamo che c'è questo corpo che annaspa. Dopo aver chiamato la polizia e la catena umana di ragazzi, 7 in tutto, boliviani, ecuadoregni, polacchi e padovani tra i 19 e i 24 anni, hanno raggiunto e afferrato la donna fino all'arrivo dei poliziotti che li hanno recuperati grazie alle sacche di lancio. Sacche di salvataggio che sono state date in dotazione a tutte le volanti della questura di Padova dopo la tragedia del 3 marzo del 2023, lo scorso anno, quando ad Anguillara l'assistente capo coordinatore del reparto prevenzione crimine Domenico Zorzino, nel tentativo libero da servizio di salvare un anziano che era finito in auto con la propria autovettura, non ha esitato a calarsi, l'ha estratto dall'abitacolo e purtroppo poi non ce l'hanno fatta mettersi in salvo. Un gesto che sfida l'indifferenza e che ha per protagonisti giovanissimi studenti a cui il questore ha espresso tutta la sua gratitudine.